Buonasera a tutti, sono Mario Fumei, consulente finanziario e private banker per Banca Fineco. Come ogni venerdì sera conduco questa rubrica, la bussola del risparmio, che ha lo scopo di informazione finanziaria e soprattutto di focalizzazione su alcuni elementi che possono essere importanti per gli investimenti. Oggi parliamo di obbligazioni. Perché parliamo di obbligazioni? Perché nel 2022, già alla fine del 2021, è cambiato praticamente tutto, è cambiato un paradigma estremamente importante che era quello dei tassi bassi. Voi sapete che a un certo punto eravamo arrivati in Europa col tasso del Bund tedesco anche sotto zero, addirittura a meno 0,90, e questo perché in effetti c'era una grande paura, ecco, di non riuscire a ridestare l'inflazione, e quindi le banche centrali erano intervenute per acquistare titoli in maniera tale che però poi alla fine si era andati anche sotto zero con i rendimenti. Nel 2022 è cambiato tutto per l'inflazione, per la guerra, per l'aumento dei costi delle materie prime, che hanno causato aumenti da parte delle banche centrali e che ha aumentato praticamente tutta la struttura dei rendimenti e dei tassi di interesse. Qui vediamo una slide relativa alla composizione del debito pubblico italiano, perché poi alla fine i risparmiatori italiani sono molto attenti a quello che succede sui BTP. Come vedete, la maggior parte, la composizione più interessante, maggiore che c'è in questa torta è quella dei BTP, perché corrispondono più o meno ai 3/4 dell'emissione del debito italiano. Perché vi faccio vedere questo? Perché oggi i BTP, che erano arrivati a tassi anche inferiori all'1% per il titolo a 10 anni, oggi siamo a 3,42, siamo al 2,50 per il 5 anni, insomma alla fine i rendimenti sono aumentati e possiamo anche inserire in portafoglio le obbligazioni, non solo i BTP ma anche obbligazioni di altro tipo che ci sono sul mercato, si chiamano corporate bond, cioè emessi da aziende. Perché vi faccio vedere la composizione dei BTP? Perché se vediamo l'altra slide che è relativa alle scadenze, voi sapete che la Banca Centrale Europea compra i titoli di Stato di tutti i paesi europei, ma in particolare c'è uno scudo che riguarda proprio i paesi più deboli, quelli col debito più elevato. Voi sapete che il debito italiano è fra i più elevati del mondo in rispetto al PIL e ovviamente ha delle scadenze. Le scadenze maggiori sono, come vedete, nel 2023-2024, dove in effetti scadono quasi, anzi più di 500 miliardi di titoli pubblici. In questa fase in cui le banche centrali potrebbero essere inclini a ridurre il loro bilancio e quindi a vendere i titoli o non rinnovare quelli in scadenza, avere queste scadenze così importanti nel 2023-2024 pone un problema, non certo di default o di problemi di ristrutturazione del debito italiano, quanto però di volatilità sui titoli. Cosa vuol dire? Volatilità negativa, nel senso che possono aumentare i tassi di interesse e le obbligazioni governative italiane possono perdere di valore. Penso di avervi dato uno spunto interessante, vi saluto e alla prossima settimana.